Benvenuti tifosi del Napoli. Mettete mi piace al video e iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie del Napoli. Forza Napoli! Cosa avete deciso con Gravina sul suo futuro? Ieri sera ho passato parecchio tempo con il presidente e mi ha detto che sarò sollevato dall'incarico di commissario tecnico della nazionale. Mi dispiace, ma visto il rapporto che abbiamo, non avevo alcuna intenzione di mollare. Soprattutto quando le cose non vanno bene, preferisco rimanere al mio posto e continuare a fare il mio lavoro. Ma poi vengo licenziato e devo tenerne conto. Ho un ottimo rapporto con Gravina e devo tenerne conto. Sono arrivati dei risultati negativi ed è giusto che cerchiamo tutti insieme il meglio. Rescinderò il mio contratto. Domani sera sarò in panchina e sarò in panchina fino a domani sera. Da dopodomani non sarò più in panchina. Visti questi risultati, devo assumermi le responsabilità che ho ricevuto tutto il supporto possibile dalla federazione. Anche se avessi continuato, devo accettarlo. Vincere e convincere domani sera sarà sicuramente importante per aprire il ciclo per chi verrà dopo di me. Amo questa maglia, i giocatori che ho allenato e domani sera chiederò loro di dimostrare tutto quello che hanno. Non sono riuscito a farli dare il massimo. Ho visto molti giocatori al di sotto del loro potenziale. Cosa ti ha fatto più male? Non aver raggiunto il livello di gioco che volevo. Mi dispiace per me stesso, ma accettandolo, sapevo che ci sarebbero stati momenti un po' difficili da superare, da mettere in situazioni difficili. Invece non ci sono riuscito, nemmeno nella partita di venerdì. Anche tu sei stato gentile nel tuo commento, forse meritavo anche di peggio. Ho visto comprensione, disponibilità e comprensione. Sono deluso dai risultati che ho ottenuto. Ho creato problemi al movimento con i miei risultati. Ero convinto che avrei potuto fare le cose diversamente, ma non l'ho fatto. Sono deluso da me stesso. Se potessi tornare indietro nel tempo, cosa cambierei? Ero convinto che potessimo arrivare al mondiale. E sono ancora convinto che questa squadra possa farcela. Il mio mondo non crolla quando perdo certe partite, ci sono dei limiti. Tuttavia, i giocatori sono al di sotto della media e di molto, perché sono giocatori forti. Rimuginare sul passato è un'altra perdita di tempo, guardi sempre avanti. Il passato non si tocca. Pensi di non aver trovato un legame con alcuni giocatori? Come affronti la partita di domani? Dimmi il tuo nome e cognome e con chi non hai trovato un legame. Credo di averne trovato uno con tutti. Credo che dobbiamo lavorare su quel senso di appartenenza e di gioia, su quanto sia meraviglioso stare in squadra. All'inizio ho fatto 2 o 3 discorsi sul nostro modo di pensare, forse per il mio carattere ho ammorbidito un po' troppo le cose. Sono sempre stato a favore degli abbracci, del fatto che capisco molte cose. Dopo l'Europeo sono diventato meno ossessivo, più amichevole. Non voglio finire come la figura che ho fatto l'altra sera. Mi aspetto una grande prestazione dai ragazzi. Secondo me, sono gli uomini giusti per portare questa questione fino in fondo. Questa regola deve esistere per andare al mondiale, anche se ci sono complicazioni, perché ci è successo molte volte di crederci superiori agli altri e poi non riusciamo ad andare al mondiale. Devono dimostrare di essere ancora gli uomini giusti. Se questi giocatori vengono convocati anche dal prossimo allenatore, significa che ho scelto i giocatori giusti. Quindi, forse ho sbagliato in allenamento. A cosa ti riferivi l'altra sera quando hai detto che avresti dovuto parlare con Gravina delle scelte? Che volevo continuare ad andare avanti con questo gruppo. Poi siamo arrivati senza fiato, esausti. Non ci siamo arrivati benissimo per quello che è successo. Anche i ragazzi che ho convocato dopo gli infortuni hanno dimostrato di essere all'altezza di questo gruppo. Orsolini può giocare sulla fascia destra domani? Chi sceglierai domani? Orsolini può giocare sulla fascia destra. Non cambierò troppo argomento, l'ho già detto ai ragazzi. Poi ci sono giocatori e caratteristiche specifiche in base al gioco. Lucca e Retegui possono anche giocare insieme. Se riesci a tenerli in area, possono anche giocare insieme. Ma bisogna sempre partire dal principio che le partite sono fatte per essere giocate, non con la pettinatura, senza conoscere gli avversari, con tutte le loro peculiarità. La Moldavia ha anche 3 a 4 giocatori di livello mondiale. Dobbiamo essere bravi in questo. L'altra sera non siamo riusciti a fare una giocata.
Un recupero per risolvere una situazione. Se ognuno di noi gioca al di sotto delle nostre capacità, tutto diventa più difficile. Giocare contro la Moldavia è possibile, ma dobbiamo incanalarlo nell'atteggiamento. Dobbiamo fare il nostro lavoro, anche se è la mia ultima partita. Importanti novità sono arrivate sul futuro di Victor Osimhen, attaccante di proprietà del Napoli e al centro del mercato internazionale. L'Al-Hilal, il club saudita ora allenato da Simone Inzaghi, ha alzato la sua offerta per convincere il club partenopeo e il giocatore alla cifra richiesta dal Napoli, la clausola rescissoria. L'ultima proposta presentata ammonta a 75 milioni di euro, bonus inclusi, segno concreto della forte volontà di chiudere l'affare. Tuttavia, si attende ancora l'approvazione definitiva da parte di Osimhen, che sta valutando attentamente la proposta saudita. La risposta del giocatore è attesa nelle prossime ore e potrebbe essere decisiva per il suo futuro. Che ne pensate, tifosi del Napoli? Mettete mi piace al video e iscrivetevi al canale. Forza Napoli sempre!